Parliamo di calcio a 5. Siamo in collegamento con Luca Mazzon, capitano del Mestre Fenice C5. Innanzitutto Luca, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a te per avermi invitato. Grazie a te naturalmente, è piacere nostro. Allora Luca, per prima cosa, la notizia di questa settimana è stata un importante avvicendamento, parliamo della guida tecnica del Mestre Fenice C5. Noi ti chiediamo, da capitano, come si gestisce una situazione che indubbiamente va a influire sul, non solo per quanto riguarda appunto la guida tecnica, ma anche sul morale della squadra stessa. Come si fa a non disunirsi dopo, questo avvenimento? Sì, allora innanzitutto ci tengo a ringraziare Mirko Vecchiato e Luca Mastrogiovanni per il lavoro che hanno fatto quest'anno, ma anche l'anno scorso. Loro comunque hanno dato tanto alla squadra e sono sicuro che hanno messo sempre il massimo del loro impegno, quindi sicuramente vanno ringraziati. Come ho detto anche alla squadra, alla dirigenza, sicuramente questo avvicendamento deve essere vissuto come una sconfitta per noi, perché ovviamente i risultati sono quelli che hanno determinato questa situazione, sicuramente attraverso delle prestazioni un po' in chiaroscuro, perché avevamo iniziato bene a Milano, i primi 30 minuti, poi ci siamo un po' sciolti e secondo me ci siamo portati dietro un po' di scorie che hanno determinato anche questo tipo di risultati. Come si affronta il cambio? Sicuramente bisogna essere positivi, bisogna essere uniti, bisogna andare tutti nella stessa direzione. Credo che questa settimana lo stia dimostrando. Gli allenamenti sono molto positivi, c'è molta intensità, voglia di dimostrare e di tirarsi su. Sappiamo bene che questo punto in 3 partite non rappresenta la forza e la qualità di questa squadra, quindi sicuramente l'obiettivo di tutti è quello di far vedere già da sabato che siamo e che meritiamo qualcosa. Tra l'altro sabato, appunto, arriva l'Atlante Grosseto alla Pala Franchetti. Che sfida ti prefiguri? Allora, sicuramente loro sono un'ottima squadra, c'è anche il nostro Samuele Jagubian in porta da loro, quindi sicuramente sarà particolare anche giocare contro di lui. Non li conosciamo benissimo perché da neofiti del nostro girone ovviamente non abbiamo mai avuto il piacere di giocarci contro. Oggi sicuramente andremo a vedere un pochino le loro caratteristiche, le loro qualità, anche se qualcosa già si è visto nelle partite, negli highlights di queste settimane. È sicuramente una squadra qualitativa con un buon roster, secondo me sono una bella squadra, però sappiamo anche che siamo in casa e i risultati poi dipendono più da noi, quindi siamo pronti, non vediamo l'ora di scendere in campo. Alla guida tecnica attualmente ci sono appunto Gabriele Landi e Davide Campagner, che sono delle vecchie conoscenze dell'ambiente, però è da pochi giorni che guidano la prima squadra. Come stanno impostando il lavoro? Allora, innanzitutto, sicuramente il vantaggio, come dicevi tu, è che conoscono benissimo l'ambiente, sia Landri che Campagnello sono qui da tanto, avevano già avuto la responsabilità della guida delle squadre giovanili e ovviamente anche Landi della prima squadra perché è la fusione, quindi conoscono bene l'ambiente e tanti giocatori che dalle giovanili sono cresciuti, adesso sono stabilmente in prima squadra e hanno già avuto lui in panchina, quindi sicuramente dei concetti, dei dettami tattici già sono bene ancorati nella testa. Sicuramente abbiamo un pochino il modo di difendere, in questi 3 giorni non c'è stato tantissimo tempo per lavorare granché sulla tecnica, ma quanto più sull'intensità sulla tecnica e sulla testa. Quindi vediamo sicuramente le differenze, ci sarà modo di lavorare nelle prossime settimane per mettere a posto quei dettagli che chiaramente i mister si aspettano da noi. Ti chiedo che cosa vuoi dire al pubblico, ai tifosi del Mestre Fenice Calcio a 5. Non ti chiedo logicamente promesse, però un messaggio che vuoi dare in questo momento che comunque ha una sua delicatezza.
Sì, 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 allora sicuramente l'invito a essere più numerosi possibili nel palazzetto sabato e nei sabati prossimi perché abbiamo bisogno di tutto il supporto possibile, di essere belli carichi, caldi perché ci aiutano a performare, quindi spero di vederli in tanti già da dopodomani e aiutarci a vincere. Naturalmente voi tutti sperate che, quello che appunto è capitato comunque dia una scossa all'ambiente, ecco. Sì, sì, quantomeno per orgoglio, quantomeno per darci degli stimoli nuovi e per farci un po' risvegliare, ecco, questi risultati sicuramente siamo noi in primis che scendiamo in campo che non li volevamo, siamo noi in primis che dobbiamo anche assumerci delle responsabilità rispetto a quello che abbiamo fatto, bene e male, soprattutto ovviamente gli errori che sono stati commessi che ci hanno portato un po' ad avere qualche difficoltà. Ne abbiamo parlato, sappiamo bene che cosa dobbiamo migliorare, che cosa dobbiamo fare, quanto dobbiamo stare uniti, quindi sicuramente la voglia di tutti è di riscattarsi il prima possibile. Poi ovviamente il cambio di guida tecnica deve essere uno stimolo anche per dimostrare insomma, agli allenatori nuovi che sono arrivati che siamo un gruppo forte e che vogliamo arrivare in alto. Un'ultima cosa, ma non ultima in termini di importanza, parlavi di errori che avete commesso voi appunto in squadra. Oltre a quelli che ci dicevi nella partita contro Milano, quali altre cose possono essere migliorate? Ce lo puoi dire? Sì, sì, certo, ma sicuramente noi abbiamo fatto degli errori individuali che non ci appartengono. In tutte le partite, secondo me, abbiamo avuto delle sbavature che ci hanno condizionato. Sicuramente col Milano, negli ultimi minuti, i gol che abbiamo subito sono venuti da qualche sbavatura tecnica, contro il Pordenone anche, contro il Montegrappa, insomma, più o meno si sono viste un po' reiterate alcune tematiche probabilmente di concentrazione o di essere sul pezzo in alcune situazioni che sicuramente dobbiamo evitare perché comunque è una categoria è forte, livello alto, quindi appena commetti qualche errore vieni punito. Sappiamo che gli avversari ne commettono pochi e quindi dobbiamo azzerarli anche noi, quindi sicuramente questi sono dei dettagli che sono fondamentali ovviamente tanto quanto la tattica, no? Perché poi si può lavorare tantissimo su tutto, poi magari ecco, qualche sbavatura, qualche errore, qualche distrazione può magari compromettere un pochino anche il lavoro, quindi su questo dobbiamo puntare forte, sbagliare il meno possibile e poi tutto il resto viene di conseguenza perché la squadra è forte, la qualità c'è, per cui sono sicuro che il resto poi migliorerà di conseguenza. Chiarissimo. E dunque per averci illustrato la situazione attuale del Mestre Fenice Calcio a 5, ringraziamo di cuore il suo capitano Luca Mazzon per essere stato con noi. E poi, grazie a voi, a presto e a sabato.